Giacomo Meloni della CSS. Io volevo chiederti, Giacomo, come mai voi che siete per l'autodeterminazione di questa terra e perciò siete per la sovranità di quel popolo sardo, vi siete ritrovati qui oggi in una manifestazione organizzata dai sindacati italianisti? Proprio per riaffermare questa nostra volontà abbiamo deciso di essere presenti, non potevamo sfuggire. Qui c'è una parte del popolo sardo, una parte che magari ha anche sbagliato seguendo determinate indicazioni che venivano dai sindacati cosiddetti italianisti, però quei sindacati al loro interno hanno lavoratori sardi, hanno una parte del popolo sardo e per la prima volta anche loro mettono nei documenti che è necessario un nuovo statuto della Sardegna, perché ci si rende conto che l'autonomia è finita e che senza strumenti nuovi di sovranità non è possibile assolutamente uscire dalla situazione in cui si è oggi. Il grado di disoccupazione, di povertà del nostro popolo è tale che ci consente di dire oggi che bisogna fare una scelta in avanti, e questo se non lo diciamo all'interno del nostro popolo, a chi lo dobbiamo dire? Oggi possiamo essere minoranza, però noi siamo convinti che il nostro messaggio incomincia ad avere spazio e a camminare nella coscienza della nostra gente. Grazie Giacomo.